Un crollo alla Vela Celeste di Scampia, Napoli, ha provocato 3 morti e 12 feriti, inclusi 7 bambini. L'incidente avvenuto al terzo piano ha coinvolto anche i piani inferiori. Tra le vittime, Patrizia Della Ragione e 2 suoi familiari. 2 bambine sono in condizioni critiche all'ospedale pediatrico Santo Bono. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi hanno espresso solidarietà alle famiglie colpite. Entro stasera 300 degli 800 sfollati potranno tornare a casa, mentre gli altri saranno ospitati in strutture temporanee. La Protezione Civile sta distribuendo acqua agli sfollati che hanno occupato per protesta alcuni locali dell'Università Federico II. Le autorità garantiscono massimo supporto e proseguono i lavori di riqualificazione del quartiere. La Premier Giorgia Meloni ha dichiarato di aver agito da leader europeo, riflettendo su quale fosse la giusta traiettoria da seguire per l'Unione Europea. Commentando la rielezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea avvenuta senza i voti di Fratelli d'Italia, Meloni ha sottolineato l'importanza di non conformarsi semplicemente per seguire gli altri, ma di prendere decisioni basate su visione e leadership. Meloni ha spiegato al Corriere della Sera di aver astenuto l'Italia nel Consiglio europeo sul mandato von der Leyen, invitando a considerare il risultato elettorale. Tuttavia ha distinto questa posizione dal voto parlamentare sul programma politico della prossima Commissione, in cui ha schierato il suo partito. Criticata sia dal Movimento 5 Stelle che dal Partito Democratico per le sue scelte, Meloni ha risposto sottolineando la coerenza delle sue decisioni, che si basano non su posizioni personali, ma sulle priorità che l'Europa deve affrontare. Per Meloni il vero tema non è tanto von der Leyen, ma piuttosto le priorità future dell'Unione Europea. 3 donne, la titolare e 2 educatrici di un asilo privato a Vanzago nel Milanese, sono finite agli arresti domiciliari per maltrattamenti aggravati su 35 bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni. Già nel gennaio 2023 l'asilo era stato coinvolto in indagini simili con la titolare e altre educatrici sospese dal lavoro. Le nuove indagini sono scattate a settembre 2023, dopo le denunce di 2 ex educatrici. Le investigazioni hanno rivelato che le indagate urlavano ai bambini, usavano toni aggressivi, li strattonavano, li lasciavano soli al buio e non li cambiavano quando necessario. Le accuse riguardano comportamenti abusivi come tirare le orecchie ai bambini, confinarli in bagno o al buio e costringerli a stare seduti con forza. Altre 2 educatrici risultano indagate per gli stessi reati. Questa vicenda ha sollevato gravi preoccupazioni sulla sicurezza nei luoghi di cura per l'infanzia. La Camera ha approvato il decreto liste d'attesa con 171 voti favorevoli e 122 contrari, rendendolo ufficialmente legge. Il decreto prevede la creazione di una piattaforma nazionale presso l'Angenas per monitorare i tempi delle prestazioni sanitarie in tempo reale. Un'altra novità è l'istituzione di un centro prenotazioni unico regionale o interregionale per strutture pubbliche e private convenzionate. Inoltre, i nuovi responsabili unici regionali dell'assistenza sanitaria RUAS saranno incaricati del monitoraggio, sostituendo il Ministero della Salute nei controlli sulle attese. Nel caso della morte della 25enne Clelia Aditano, avvenuta il 1 luglio a Fasano, il GIP di Brindisi ha emesso un'ordinanza interdittiva per l'amministratore di condominio e il responsabile tecnico della manutenzione degli ascensori. Entrambi sono accusati di omicidio colposo e non potranno esercitare le loro professioni per 1 anno. La misura richiesta dalla Procura è stata applicata per grave negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza della normativa.
I due indagati avrebbero omesso le necessarie riparazioni e non messo in sicurezza l'ascensore, nonostante fosse nota la difettosità delle porte. Altri due indagati sono accusati dello stesso reato. L'ordinanza del presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che prevedeva l'abbattimento dell'orsa KJ1, è stata sospesa dal Tribunale amministrativo regionale di Trento. L'orsa di 22 anni e madre di cuccioli non ha mai creato problemi. La sospensione, valida fino al 5 settembre, è stata ottenuta grazie al ricorso dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA, insieme a EMPA, LAV e LEIDA. L'OIPA esprime soddisfazione per la decisione e invita Fugatti a rivedere la sua strategia anti-orso, promuovendo la coesistenza tra uomini e orsi attraverso misure come quelle adottate nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. L'associazione ricorda che la legge provinciale che permette l'abbattimento degli orsi è sotto esame dalla Commissione europea e potrebbe violare l'articolo 9 della Costituzione italiana.